Un decespugliatore è un'attrezzatura per la cura del verde, che si usa per il taglio dei bordi dove magari non si arriva col tosaerba, oppure per andare a tagliare in quelle aree dove per vari motivi non si può accedere con altre attrezzature più, diciamo, più grandi. La tracolla, diciamo, è in abbinata al decespugliatore perché fa sì che l'operatore vada a scaricare il peso dell'attrezzatura non solo sulle braccia ma su tutta la parte alta del corpo. Allora, qua abbiamo tre tipologie di decespugliatori. Partendo da questi sono i decespugliatori cosiddetti impugnatura bike o impugnatura a manubrio, poi abbiamo un decespugliatore con l'impugnatura circolare e asta rigida, e poi la terza tipologia è questo, dove abbiamo un'impugnatura sempre circolare ma spalleggiato, quindi il corpo macchina è portato sulle spalle dell'operatore. Questo, a mio parere, è il più comodo, è particolarmente indicato su terreno pianeggiante. Quello con l'asta rigida e impugnatura circolare c'è un po' un uso universale, mentre questo con l'impugnatura circolare ma spalleggiato praticamente indicato su terreni declivi o dove non si arrivano con macchine più grandi, ad esempio con questa tipologia. Ok, più comodo in pianura perché? A mio parere è più comodo perché grazie all'impugnatura a manubrio ti permette di lavorare con la schiena dritta e ricorda un po' il vecchio movimento che facevano gli agricoltori una volta con la falce, quindi ti permette di avere una resa di lavoro molto più elevata rispetto agli altri. Adesso parliamo un po' anche di sicurezza, comunque come lavorare in maniera migliore. E abbiamo parlato di tracolle. Quindi che cosa sono queste tracolle? Allora, senz'altro la tracolla aumenta il comfort dell'operatore e sono dei dispositivi dove correttamente indossati ti permettono di scaricare il peso dell'attrezzatura sulla parte alta del corpo, e in alcuni casi, tipo ad esempio nei decespugliatori impugnatura bike, è praticamente impossibile lavorare senza. Viceversa, capita molto spesso dove l'impugnatura è singola che gli operatori vadano a non utilizzarla perché dicono che si faccia prima senza. Probabilmente si fa prima senza tracolla, ma dopo un breve tempo di lavoro ovviamente le braccia faticano e l'operatore sta. Da utilizzare quindi ad esempio la schiena. Esatto, magari va a forzare in un modo sbagliato. Chiarissimo, anche perché il decespugliatore lo si può usare per tanto tempo durante la Assolutamente giornata. sì, soprattutto nel periodo primaverile estivo, dove l'operatore lo utilizza anche per 2, 3, 4 ore durante la giornata. Avere una tracolla che ti aiuta in qualche modo a risparmiare fatica secondo me è importante. Per quanto puoi essere forte, non avere un supporto ti va a gravare sul resto delle articolazioni. Qui abbiamo due esempi di tracolle, non sono gli unici. No, ce ne sono molte. In questo caso abbiamo la tracolla Extreme e la tracolla X-Plex, ma ce ne sono veramente molte.